abbiamo completato un'opera che parte da Punta Sabbioni e arriva fino a Jesolo. La prospettiva è quello di congiungere tutti gli anelli del nostro litorale e arrivare fino a Bibbione. L'opera sicuramente è un'opera che sarà portata avanti anche in seguito e credo che nei prossimi 5 anni del mandato successivo completeremo anche questo. Bidirezionale, larga mediamente 2,5 metri, separata dalla carreggiata da una aiuola spartitraffico di 50 cm pavimentata con sasso bianco del Piave. A Cavallino Treporte si sono conclusi i lavori per la realizzazione della nuova pista ciclabile di Via Fausta, tratto della Jesolana in località Cadivalle. La frazione di Cadivalle per noi è una frazione importante, c'è un polo alberghiero, ci sono tanti residenti che vi abitano e quindi doveva essere riqualificato, è un'opera che era tanto attesa e oggi abbiamo cofinanziato con Città Metropolitana quest'opera e siamo veramente soddisfatti del risultato. Sicurezza stradale, decoro e quindi un risultato sicuramente importante. Il tratto di percorso aperto a cicli e pedoni va dall'incrocio con via Francesco Baracca a via Cristoforo Sabbadino, misura circa 850 metri ed unisce le piste ciclabili già realizzate nel territorio comunale della Città Metropolitana lungo la provinciale 42. L'importo complessivo dell'opera ammonta a 530.000 euro, cofinanziati in parti uguali dalla Città Metropolitana e dal Comune. È una pista ciclabile che è voluta dal territorio e questo si vede anche oggi che in pratica è già usufruita da molti cittadini ma anche dai turisti e credo che questa sia una delle opere più sentite del territorio.